Ok, benvenuto in questo video. L'obiettivo è di darti un overview, una panoramica di come funziona il percorso da A a Z, ok? Quindi se sei interessato al mio approccio 360 gradi olistico, andremo a iniziare con una sessione di valutazione. Devo quindi capire attraverso questa sessione di valutazione, che la faremo di 60-90 minuti online su Zoom, se ti trovi in una problematica di dolore cronico causato da un'ipersensibilità del tuo sistema nervoso, quindi da un disbilanciamento energetico del tuo sistema, oppure da una problematica strutturale, ernia, discopatia e quant'altro, ok? In questa sessione di valutazione andremo in particolare a vedere 4 cose: la tua storia medica, quindi il tuo passato medico, la tua storia psicologica, quindi qua parliamo di ansia del presente o magari cose che sono successe al passato, quindi eventi di vita. Devo capire il tuo passato, devo capire la tua storia per capire da dove parte il tuo sistema nervoso, perché è diventato ipersensibile o perché hai dolori oggi. E a questo punto faremo anche un test di sensibilità del sistema nervoso, ok? C'è un questionario particolare per questo, dove andremo a vedere passo dopo passo cos'è che ti rende ipersensibile, magari non a te come persona, ma al tuo sistema nervoso, ok? A quel punto, finita la sessione di valutazione, farò, come dice la parola stessa, una valutazione sulla tua problematica. Se rientri in una problematica di sistema nervoso ipersensibile, ok? Ma non ci sono problematiche strutturali, in base appunto ai dati che abbiamo e anche ai tuoi dati che hai oggi, in base anche alle tue visite precedenti, capiremo come, se puoi partire col percorso. Bene, il percorso, la terapia, quindi si focalizza su 3 step. La prima parte, impara, devi capire assolutamente questa parte educativa, ma è anche una parte veramente terapeutica, perché se capisci che il tuo sintomo non è dovuto da una rottura o una usura o dalle ernie o dalle discopatie, a quel punto capisci che non c'è nulla che ti deve preoccupare in questo momento, perché non è una problematica strutturale, può essere reversibile al 100%, ok? E non saresti il primo, ce ne sono milioni di persone che hanno problematiche, quindi sintomi anche molto forti, ma che non sono dati da queste problematiche qua. Anche qualora queste ernie di discopatie ci fossero, non è detto che siano loro a dare la problematica. Ecco che la sessione di valutazione ci serve per essere al 100% confidenti e sicuri che questa terapia funziona. Se parti quindi da una valutazione corretta, quindi da una diagnosi, andremo su questo primo step. Qui ti spiegherò passo dopo passo tutto quello che devi sapere per capire come si crea il dolore, quindi dolore cronico in questo caso, che non è molto differente dal dolore acuto, ok? Quindi un approccio qui è un approccio attivo, qui devi capire come funziona la natura del dolore. Il secondo, regola. Questa è una terapia quindi mirata e andiamo a regolare il sistema nervoso, quindi non è un approccio passivo, non sono massaggi, non sono agopunture, non sono manipolazioni, perché queste non servono per la problematica di sistema nervoso ipersensibile, ok? Non servono sul dolore cronico, perché non andiamo a coprire il sintomo, andiamo a guardare la radice del dolore e andiamo a regolare il sistema nervoso, appunto la radice del dolore. Cosa useremo? 3 particolari tecniche. Ora, ogni persona reagisce meglio con una rispetto all'altra. La mia favorita è il tapping. Il tapping, anche chiamata EFT, Emotional Freedom Technique, tecnica di libertà emotiva,
lavora molto in modo efficace sul sistema nervoso. Quindi andremo a lavorare sulle ansie, sul dolore, ok? Sulle paure, col tapping. Il tapping non è altro che sono dei picchiettamenti, delle percussioni su 9 punti del nostro corpo, e mentre che faremo queste percussioni ti guiderò con delle affermazioni psicologiche. Ecco che il tapping è un mix tra psicologia e agopuntura, acupressione, quindi che arriva dalla medicina cinese. È un approccio scientifico, non è nulla che mi sono inventato io, sono tecniche che sono state approvate scientificamente e che danno un beneficio molto immediato e efficace. La mindfulness, non sono io a spiegarti che cos'è la mindfulness in questo momento, non abbiamo il tempo, ma sicuramente ne avrai sentito parlare, e nel mio percorso lo chiamo tracciamento somatico, ok? Anche questo ti spiegherò perfettamente come farlo in modo semplice, non essere impaurito da questa parola mindfulness, ok? Scrittura espressiva attraverso quindi la scrittura, un metodo particolare, mirato, non è il solito diario, andremo a fare sfociare le nostre emozioni represse, quindi la nostra energia che è stata bloccata da qualche parte del nostro corpo. Ecco perché arriva il dolore. Energia, emozioni che creano contrazione, privazione di ossigeno e microinfiammazioni nel corpo. Queste 3 tecniche, o almeno una di queste 3 tecniche, sarà la tua salvezza in questo caso. È il mindset. Una volta capito che non ti devi preoccupare delle problematiche fisiche, ma della natura del tuo dolore, quindi del sistema nervoso ipersensibile, a quel punto lavoriamo sul mindset. Una volta che hai imparato questi due step in pari regola, andremo a prendere fiducia e controllo del nostro corpo, perché avrai sicuramente un abbassamento del sintomo, e se si abbassa il sintomo e non abbiamo usato nessuna terapia passiva, a quel punto inizi a capire che hai tu il controllo del tuo corpo e della tua mente. Ecco che a questo punto, dopo 3 passi, differenti sessioni, ok? Faremo differenti sessioni assieme, con tutti audio e video preparati per te, ovviamente tutto live, 1 a 1, faremo dei coaching, delle terapie, delle sessioni insieme su Zoom, ok? A quel punto arriverai al successo, ok? Se vuoi iniziare a fare questa terapia, non devi altro che prenotare una sessione di valutazione dove faremo appunto un check della tua situazione. A quel punto, se sei idoneo o idonea, partirai con gli step successivi con me, ok? Grazie per aver visto questo video.